Beh, un messaggio dove c'è sicuramente un'attenzione particolare verso la qualità, sempre una grandissima ricerca nella sostenibilità che ormai anche la certificazione SQNP per quanto riguarda il Conegliano Valdobbiadene è ormai veramente a una percentuale molto molto importante, sia a livello di cantine sociali, so benissimo che tante cantine, diverse cantine, le due cantine di riferimento sono arrivate quasi ormai al 90% dei conferitori con questa certificazione. Noi come Storia siamo veramente al 95% e quindi diciamo che c'è proprio questa attenzione a tutto quello che è la sostenibilità per quanto riguarda anche l'ambiente e anche a tutti i prodotti fitosanitari che vengono utilizzati sempre più naturali, è sicuramente un plus e una certificazione che ci rende sicuramente orgogliosi. Quanto vale per Astoria il mercato inglese? Per noi il mercato inglese, intanto parto dalla storicità, che è un'altra cosa molto importante, soprattutto anche per creare un marchio e che sia duraturo nel tempo. È una collaborazione che ha veramente oltre 20 anni di collaborazione come mercato, con svariati prodotti, e per noi comunque il Conegliano Valdobbiadene fin da subito è stato molto apprezzato, soprattutto nella zona del Manchester e soprattutto nella zona dello Yorkshire. Sicuramente Londra è una zona, è un'area molto battuta da tantissimi competitor, quindi sicuramente è più difficile imporsi con il DOCG, però ripeto, per Astoria è sempre, ripeto, il totale di quello che viene fatto al mercato è un 25% comunque targato Conegliano Valdobbiadene e Prosecco Superiore DOCG, e quindi per noi è sempre un grandissimo orgoglio far capire l'alta qualità che c'è delle nostre colline. Restando in tema di mercati esteri, secondo lei in che modo occasioni come questa contribuiscono a rafforzare il posizionamento del Prosecco Superiore non solo nel mercato del Regno Unito, ma in generale appunto in tutto il mercato estero? Beh, diciamo che anche se ormai sono passati tantissimi anni, non tanti, però diversi anni dalle nuove denominazioni, insomma dal famoso 2009, io credo che fare queste masterclass, che ormai anche il consorzio, credo che nel 2025 sono state fatte più di 100 masterclass, e quindi potete capire che per imporre un mercato, per far capire comunque la qualità di un territorio, quello che si deve e quello che si fa, io sono completamente convinto che le masterclass e eventi come quelli di oggi sono molto importanti, perché fanno capire in maniera anche quasi non troppo pesante un territorio, ma soprattutto l'amore e la passione che c'è verso questi territori e verso comunque il Conegliano Valdobbiadene. E secondo me, prima di parlare di valore, bisogna fare comunque scuola di territorio, scuola di prodotto, e far capire le varie diversità. Poi dopo il valore viene di conseguenza. Quindi secondo me questo è un ulteriore e una conferma di quante queste visite e questi eventi siano veramente molto importanti, più che altro per divulgare in primis una comunicazione corretta e di differenza rispetto alle altre zone, alle altre denominazioni sotto il lato qualitativo, ma soprattutto è la base per poi dopo creare nel tempo un marchio e creare nel tempo anche una consapevolezza di quello che è il nostro territorio.